Parlando di terremoti, una delle maggiori difficoltà sta nella loro previsione. Per questo la Regione Veneto ha scelto di investire nella ricerca e ha stipulato con l'OGS, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, una convenzione per il monitoraggio e lo studio dei fenomeni sismici. La regione del Veneto è una regione particolarmente fragile dal punto di vista del rischio sismico, in considerazione del fatto che i terremoti sono un fenomeno che allo stato attuale non sono prevedibili. Noi abbiamo già attivato da qualche anno una convenzione con l'Istituto Oceanografico di Trieste che ha lo scopo di monitorare tutti i fenomeni sismici che sono presenti in Veneto attraverso una rete di sismografi e anche di approfondire le ricerche in questo ambito. È un tema che riguarda in modo particolare la fascia pedemontana di tutto il Veneto e che nel corso degli ultimi secoli ha visto purtroppo manifestarsi scosse importanti con vittime. È un fenomeno con cui è necessario convivere, garantendo al massimo la prevenzione, in modo particolare relativamente alla costruzione degli edifici. E quindi io invito proprio la popolazione, anche quando si acquista la casa o quando si ristruttura la casa, ad avere un occhio particolare relativamente agli aspetti sismici. Il sisma è un evento che richiede preparazione. Negli anni la Regione Veneto si è dotata di un'organizzazione capillare sul territorio che ha il suo fulcro nella protezione civile regionale, pronta ad intervenire ma anche a diffondere la conoscenza dei comportamenti da tenere in caso di terremoto per limitare il danno alle persone. La popolazione, in caso di evento sismico, deve adottare una serie di iniziative finalizzate ad evitare di correre i rischi particolari. Per esempio, si deve mettere sotto dei muri portanti in caso in cui si sviluppano delle scosse sismiche, deve evitare di prendere ascensori, deve evitare di utilizzare impianti particolari, ma in particolare deve cercare di allontanarsi, una volta ridotto il rischio sismico, allontanarsi dagli edifici e mettersi in zone sicure. Regione Veneto, sicurezza sempre al primo posto.